Inaugurata ieri sera la nuova piazza Matteotti a Palma di Montechiaro, presenti le autorità, tra cui il prefetto di Agrigento Romano, accompagnato dal primo cittadino Stefano Castellino, che, visibilmente commosso dal palchetto, ha ringraziato tutta la città per la loro presenza, la deputazione regionale e nazionale, i propri collaboratori, gli uffici comunali che si sono prodigati nel raggiungimento dell'obiettivo di completamento dei lavori, ognuno per la sua competenza. Il luccichio degli zampilli e l'acqua posta in piazza Matteotti davano un'immagine romantica del sito, con tanti bambini che, sorpresi da questa struttura, giocavano nei pressi, avvicinandosi alla stessa. Un videodocumentario è stato proiettato prima dell'inaugurazione con le opere più significative realizzate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Castellino, tanti lavori eseguiti, troppo lunghi per elencarli. L'ultimo in ordine di tempo, un nuovo finanziamento già messo a bando che porterà a nuova illuminazione a Palma di Montechiaro e nei suoi quartieri per circa 25 milioni provenienti dal fondo PNR. Palma, è stato sottolineato dal sindaco, è stata una delle ultime al momento del suo insediamento, conosciuta più per fatti di cronaca. Nel tempo si è conquistata delle posizioni fino ad arrivare tra le prime. Un giorno di festa per la rigenerazione urbana di questo cuore pulsante della città. Piazza Matteotti era il centro della città, oggi diventa un cuore pulsante meraviglioso che testimonia la volontà e il percorso di rinascita e di rinascimento che la mia città sta portando avanti in questi anni. Siamo orgogliosi di servire Palma di Montechiaro e oggi abbiamo messo un altro tassello d'amore. Un finanziamento nuovo che è arrivato, che lei ha appena annunciato. È arrivato il bando, abbiamo pubblicato già il bando per la gara della nuova illuminazione della città di Palma di Montechiaro. Nel 2025 Palma avrà una nuova illuminazione, sarà più sicura con oltre 80 telecamere e avremo una città ancora più radiosa e più bella e più sicura. Lei diceva che al suo insediamento Palma era considerata l'ultima in classifica anche negli uffici regionali, ma abbiamo visto che lei ha fatto tante cose come nel filmato che ha annunciato. 8 anni fa Palma era periferia della provincia, periferia della regione. Palma era relegata a un ruolo che non meritava, pur essendo il 6° comune della provincia. In questi 7 anni, io sono un umile ambasciatore, ma questa squadra, questa comunità ha fatto passi avanti da gigante e in alcuni settori siamo diventati punto di riferimento. Questo ci dà ancora maggiore forza per andare avanti con il nostro lavoro H24, per poter servire ancora meglio Palma di Montechiaro e riportarla allo splendore, così come la Volle e il Ducasanto. Il simbolo di legalità è diventato Palma. Assolutamente sì, legalità, trasparenza ed essere comunità sono valori imprescindibili. Il rispetto e essere parte dello Stato consegnerà un futuro radioso ai nostri concittadini. Palma, simbolo di legalità, con questa nuova piazza e i tantissimi finanziamenti che sono arrivati a Palma. Palma simbolo di legalità qualche anno fa sarebbe stata una negazione in termini, perché Palma è stata la città della stidda, di Cosa Nostra, la città degli omicidi, la città fra l'altro che ha visto anche l'omicidio dello zio dell'attuale sindaco, quindi certamente era un simbolo purtroppo di mafia e di degrado. Oggi sta veramente voltando pagina, certamente il restauro, più che restauro vorrei dire la bonifica, il recupero di uno spazio pubblico importante come è la piazza, è un bel segno, ma non è solo, perché altrimenti ci accontenteremmo, per così dire, di un segnale che potrebbe anche non essere significativo. A Palma tanti lavori l'amministrazione e la cittadinanza insieme stanno portando avanti e noi ci auguriamo che pian piano cambi il volto della città, ritrovando la bellezza di quando fu fondata. Chiunque può toccarlo con mano andando a vedere i palazzi storici che ci sono vicino al Palazzo dei Duchi. Sono tutti palazzi molto belli, molti di loro, ahimè, rovinati nel corso del tempo dalla speculazione edilizia. Oggi sappiamo che il turista cerca bellezza, cerca valori del territorio. Che Palma passi dalla città della mafia alla città della bellezza è forse l'augurio più importante che possiamo fare. Questo è un concetto che lei ha ribadito anche nel suo discorso? Sì, assolutamente, assolutamente. Paragonando l'immagine che c'è nel Gattopardo, quando l'antico collega, il consigliere segretario di prefettura Chevalier di Monterzuolo viene nella letteraria Donna Fugata e Tancredi, il nipote del principe, gli mostra le brutture con quel tipico gusto siciliano a far vedere le cose brutte
piuttosto che quelle belle. Probabilmente di belle ce n'era ben poche all'epoca. Oggi invece possiamo dire che cominciamo a poter far vedere delle cose belle.